12 anni coprono il lasso di tempo di una intera generazione, un lungo periodo nel quale, soprattutto nel mondo dello sport, vissuto in una cittadina particolare come Spilimbergo, nel cuore del Friuli, si può costruire qualcosa di importante, legando il proprio nome alla storica Vis Pallacanestro. Il sodalizio ha da poco festeggiato i 50 anni di età e nel corso dei decenni ha visto da vicino la Serie B nazionale ed è stato la seconda casa di intere famiglie spilimberghesi, di ragazzi diventati uomini prima ancora che sportivi, di persone che hanno saldato amicizie indissolubili tra i muri della vecchia palestra delle scuole e il palasport della Favorita. In questo ambiente, l'avvocato Francesco Majorana, spilimberghese doc, è stato presidente della VIS dal 2007 al 2019, caratterizzando un ciclo di 12 anni durante il quale il club è salito dalla Serie C regionale alla Serie B2 nazionale, portando il nome di Spilimbergo in giro per l'Italia a confrontarsi con le principali realtà cestistiche dello stivale. Ma diciamo che sono sempre stato un appassionato di sport e quindi fin da bambino ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno educato al mondo dello sport, quindi calcio, basket per me era il quotidiano, oltre che il cortile con gli amici, aggiungendo anche il tennis, quindi fin da bambino ho praticato tutti questi sport. Poi a un certo punto dell'età i genitori giunti al liceo ti inducono a fare la scelta è ricaduta inizialmente sul calcio. Poi il basket l'ho ritrovato più avanti, finito l'università con alcuni dirigenti della VIS che ogni tanto mi hanno coinvolto in qualche iniziativa, ho partecipato per un breve periodo al consiglio direttivo appena rientrato da Bologna dove ho fatto l'università, fino a quando nel settembre 2012, anzi nel giugno 2012, dopo la vittoria del campionato di C-Silver, al tempo Tarcata Fantinella, allenatore Raul De Stefano con Alberto Camillotti, la squadra, Lorenzo Reyes, Livio Cominotto, Paron c'era, che hanno vinto la finale con Trieste, e sono stato avvicinato dai dirigenti del tempo, Lucio, l'Aurora, Cesare Bagnerol, Mauro Serena, in quanto il presidente del tempo, che era Luigi Ricetto, che era un dirigente aziendale, si doveva trasferire per lavoro in India, quindi ci doveva essere il rinnovo delle cariche e mi avevano proposto di diventare presidente. Quando ho assunto l'incarico io ero soltanto orgoglioso di ricoprire un ruolo così prestigioso, perché la VIS è sempre stata l'associazione sportiva, se non la più importante, tra le più importanti di Spilimbergo, e quindi ero orgoglioso e anche un po' preoccupato di soddisfare le esigenze di una società, perché era un mondo nuovo che comunque non conoscevo, quindi tenendoci tanto alla comunità spilimberghese lo sentivo in quel momento come un onere. Poi non ti poni degli obiettivi quando hai un incarico del genere, parti, cominci a capire, quindi il primo anno ho cercato di capire che mondo fosse, dove fossi capitato, sia nel mondo cestistico sia nel mondo associativo, e dopo pian pianino sono sorte le iniziative nuove, i successi sportivi. Ecco, sicuramente una cosa che ho capito subito, per cui siamo arrivati anche in Serie B, è quando dinanzi a certe difficoltà che possono nascere nell'organizzazione dei campionati di un certo livello, io ho cercato di trasmettere ai consiglieri che non dovevamo metterci un tetto in testa. Chi osserva da fuori la VIS Spilimbergo e l'ambiente che circonda la squadra della città del mosaico percepisce in modo molto netto il senso di appartenenza, una sorta di Spilimbergo state of mind che influenza da sempre ogni momento della vita del club. È stato fondamentale, perché l'essere di Spilimbergo mi ha fatto capire questo senso di identità, di appartenenza che è molto viscerale in questa cittadina. Io l'ho vissuto già con il calcio negli anni '80, che era stato un momento topico. Io facevo il settore giovanile, però ricordo il trasporto di un intero paese per la scuola di calcio, per i suoi risultati, se ne parlava tutta la settimana, sembrava veramente di essere nelle città delle metropoli di Roma, dove ci sono delle radio per la Roma e la Lazio e ci parli in continuazione. Entravi in un bar e si parlava di quello,
non c'era momento o situazione che non potesse avere un richiamo allo sport, e così è stato anche per il basket. Quindi un gruppo particolarmente legato alla propria comunità, a volte, come spesso accade in tutte le cose, secondo me ciò che un limite può rappresentare anche un valore aggiunto. Quindi è vero che c'è questa idea anche di un circolo un po' anche chiuso, autoreferenziale, è sempre stata la mia preoccupazione maggiore. E quello del confronto con l'esterno, con un mondo nuovo, come è stato per noi l'esperienza in Serie B, come è stato avere giocatori provenienti da altre regioni, ospiti della cittadina, è stato un momento importante per aiutare tutti a capire cosa significa confrontarsi per crescere. Devo dire che la professione è stata importante perché mi ha dato l'esperienza per gestire un'associazione. Forse sono cresciute di pari passo la mia esperienza professionale con quella da presidente. Certo, avere l'immagine di presidente della VIS è stato anche un riconoscimento per la comunità, per il mio ruolo di professionista. Però ho cercato sempre di dare la stessa importanza a ambi i ruoli. Non ho mai trascurato l'attività professionale, ho sempre cercato, purtroppo ho tolto spazio alla mia famiglia magari, oppure nei grandi tragitti in macchina, in cui i contatti e il ruolo di presidente lo svolgevo, o le sere, però le giornate lavorative sono sempre state dedicate al lavoro, quindi weekend e fine lavoro lo dedicavo al basket, quindi sì, le giornate sono state interminabili. 12 anni da presidente di un sodalizio così importante per la comunità di Spilimbergo. È giusto fare un bilancio, soprattutto in relazione all'attività istituzionale svolta all'interno della Lega delle Società di Pallacanestro. Allora, cosa avrei voluto fare è cercare di far comprendere maggiormente alle associazioni sportive cosa rappresenta la Lega, quant'è importante la Lega proprio per le associazioni, avendolo vissuto in prima persona, perché all'inizio, quando siamo entrati al mondo della Serie C nazionale, poi della Serie B, non ti rendi conto di cosa sia la Lega, lo vedi come un'entità molto distante, qualcosa di burocratico che è lontana, che ha solo dei costi. Poi, vivendolo da dentro, ho potuto capire l'importanza, il veicolo fondamentale per il movimento, e c'era un progetto di far comprendere maggiormente a tutte le associazioni il valore della Lega, con degli incontri specifici in ogni regione, per entrare nelle case delle singole associazioni e far capire cosa fa la Lega per loro. La cosa di cui sono orgoglioso, ce n'è tante, perché il percorso è stato importante. Ho avuto la fortuna di entrare nella Lega quando sono stato eletto, con un consiglio di tutto rispetto, con dirigenti per me d'altissimo profilo, che sono stati dei modelli come Giorgio Buttaro, Giulio Trovato, Pietro Basciano, che è l'attuale presidente della Lega, Massimo Faraoni, cioè delle figure d'altissimo profilo che avevano già un'esperienza a livello professionistico, che mi hanno insegnato tanto. Una cosa che sono contento di aver portato, grazie anche al Friuli, all'amico Davide Mikalic, è stata proprio l'idea della LNP Pass. Possiamo dire che la LNP Pass è partita dal Friuli, quindi da un'idea della TV, che non è la piaggeria che stiamo trasmettendo su questa rete, però l'idea avveniristica di Davide di portare il basket con facilità nelle case, non solo di chi ha Sky, ma anche di chi ha la televisione digitale normale, attuale, è stata l'innovazione, il giro di vita che abbiamo dato nella Lega e di cui mi sono fatto portavoce, tant'è che oggi uno dei progetti più importanti è l'NP Pass. La Lega oggi è in grado di produrre da sola tutte le partite del campionato di Serie 2, adesso stiamo iniziando con la Serie B e saremo avveniristici perché entreremo anche nel progetto 5G. Ci
tengo a premettere che ho mantenuto un ottimo rapporto con tutti indistintamente gli allenatori, anche coloro che poi sono stati esonerati, diciamo così. Il primo, Stefano De Profetis, con cui tuttora ho un rapporto di amicizia a cui sono molto affezionato, e devo dire che Alberto Andriola è stato sicuramente l'allenatore con cui ho condiviso maggiormente il mondo del basket, un momento topico, perché è un momento in cui stava svoltando la società, l'associazione, e secondo me lui era anche il momento della massima maturità cestistica, quindi chiaramente aver condiviso un progetto ambizioso, una vittoria, l'esperienza del campionato della Serie B nazionale, l'ho fatta con lui, quindi sicuramente lui è stato l'allenatore che ricordo in un rapporto molto intenso e proficuo. Enrico Musiello è stato invece l'allenatore su cui ho creduto e su cui credo, che è arrivato a Spilimbergo da neofita un po' nel ruolo di allenatore, tant'è che all'inizio gli contestavo sempre che lui pensava ancora dal giocatore, ma in realtà allenava, e che non era il 10 Musiello, ma era lui l'allenatore, 10 giocatori. Però in questi 4 anni è cresciuto, ha saputo evolvere il ruolo di allenatore, ha saputo capire cosa significa allenare, ed è un allenatore secondo me vincente, perché nasce da giocatore vincente. Quindi ciò che lo accomuna con Alberto Andriola è questa mentalità vincente, e soprattutto l'aver capito entrambi bene dove erano arrivati, cosa significasse allenare una squadra con una comunità così attenta e vicina. Sono stati capaci entrambi di valorizzare questo aspetto, e per questo credo che siano uno stato amato e l'altro è amato per queste ragioni. Io ho un'idea ben chiara che la società viene prima delle squadre, quindi sicuramente stavamo già costruendo da un paio d'anni l'humus per poter essere pronti, perché se fai il salto di categoria dopo conta tanto essere strutturati e organizzati come società, altrimenti è un attimo a fare il doppio salto all'indietro. E il momento topico è stata un canestro di Enrico Musiello, gara 3 con la Tisana, che eravamo a pochi secondi dalla fine in parità, e lui penetrazione di Claude Bongobanda, scarico su Musiello che dalla media segna. L'entusiasmo che si è creato non solo a squadra ma nel pubblico, e la convinzione delle proprie mezze della squadra, che era passata da sotto di 1 a vincere 2-1 con la Tisana, che secondo me quell'anno era la squadra che giocava meglio a pallacanestro, e ha dato il là al successivo trionfo e alla promozione in Serie B, perché a volte ci sono momenti topici. Quella è stata secondo me una delle grandezze di Alberto Andriola, aver saputo capitalizzare un momento di entusiasmo per dare convinzione e sicurezza alla squadra. Certo, stiamo parlando di una squadra con Musiello, Fazzi e Leita. Una delle prime analisi appena giunto presidente era stato constatare, capendo come funziona il sistema, quindi l'organizzazione, i tesseramenti, i NAS, e rendersi conto che noi dovevamo costituire ogni anno una prima squadra con giocatori che venivano da fuori, e ciò significa anche dei costi, e ci ha fatto riflettere e chiaramente cercare di lavorare in quel senso. Da subito noi abbiamo intavolato rapporti con società limitrofe, quindi quasi subito, appena iniziata la mia presidenza, Maniago è divenuta società satellite, lo è tuttora. Abbiamo avuto l'anno scorso anche rapporti con la società di Zoppola, nel tempo San Daniele, c'è una collaborazione che comunque c'è sempre stata negli anni, nel femminile con Casarsa, con Codroipo, con Pordenone, anche con Pordenone maschile.
e soprattutto è stata investire in tecnici altamente professionisti. Questa è stata una scelta importante, tant'è che uno dei vanti di questa fine della mia attività come presidente è verificare che quest'anno su 14 giocatori di prima squadra ben 9 sono della VIS, ma non sono 9 che vanno a fare allenamento, ma sono 9 che giocano attivamente. E i risultati ottenuti anche l'anno scorso con la vittoria del campionato regionale, 3 provinciali e i playoff dimostra che il lavoro fatto negli anni comincia a dare risultati. L'emozione è stata comprendere, avere la consapevolezza di cosa fosse la VIS. Ho avuto la fortuna di conoscere il presidente, che era tra i soci fondatori, il compianto Ugo Sarcinelli, che purtroppo è mancato alcuni anni fa, e con lui è stato un momento in cui mi ha fatto comprendere cosa abbia spinto alla formazione della pallacanestro, un movimento cestistico anche a Spilimbergo negli anni 60, quando la pallacanestro era misconosciuta, da un'esigenza dell'Azione Cattolica, quindi col prete del tempo e con alcuni consiglieri, ed il fatto che sia arrivata a 50 anni, ma in questi 50 anni non abbia mai chiuso i battenti, abbia dato continuità, mi ha fatto comprendere l'importanza delle persone in un'associazione. E l'associazione si basa sulle persone. Negli anni in cui eravamo in Serie B, quindi in cui i bilanci erano importanti, i costi erano importanti, i rischi erano importanti, si è discusso molto all'interno del Consiglio se trasformare l'associazione in società a responsabilità limitata. Quindi però si doveva parlare di quote, di capitali, e la preoccupazione per me che quello significasse togliere il valore dell'associazione mi ha indotto a non fare questa scelta, con i rischi conseguenti dell'associazione in cui le persone rispondono completamente. E quindi aver capito che i 50 anni mi ha insegnato ciò, che se un'associazione raggiunge 50 anni è merito delle persone che hanno saputo avere questo senso comune, questo dare valore, valorizzare il bene pubblico con il bene della comunità e dare una continuità. Per questo che ritengo che 12 anni sono stati tanti, ma che è giusto che un'associazione dopo alcuni anni abbia un ricambio, perché deve essere un ricambio nelle persone, nelle idee, per avere una visione nuova che di altri 50 anni. Francesco Majorana è ancora membro del CDA della Lega Nazionale Pallacanestro e sono membro della Commissione Procuratoria in rappresentanza della Lega di Serie A e di Serie 2. Quindi questi impegni comunque permangono a livello manageriale. Dopodiché Francesco Majorana si sta chiedendo cosa farà in futuro. In questo momento ha sentito la fine di un percorso che è stato bello, impegnativo, e quindi non ho lasciato pensando a qualcosa, ho lasciato perché ho sentito la fine di un percorso, quindi sono molto sereno e vivo adesso la mia professione con lo stesso impegno di prima e mi godo la visione delle partite, perché questo sport per me resta ancora il più bello. Mario Pasudetti, sono contento di essere diventato presidente perché ha vissuto tutti questi anni insieme. È uno spilimberghese che ha la cultura dell'appartenenza alla comunità, è anche una persona molto saggia che sa cogliere gli aspetti che saranno determinanti nella gestione. Nessuno nasce con l'idea di cosa significhi essere presidente, lo può solo vivere ogni giorno, quindi essendo amici e avendo vissuto questi anni insieme ho dato la mia ampia disponibilità quando ci sarà qualche consiglio. Però è importante anche che la presidenza viva con le proprie idee, con i propri modi di vedere, e quindi è opportuno che si crei un suo modus e non guardare al passato, perché ogni presidente lascia il suo segno secondo la sua personalità, e quindi non bisogna assolutamente cercare di replicare nessuno, ma far valere le proprie idee, ripeto, partendo dai valori. Quando si ha coraggio, passione e conoscenza dei problemi che si possono incontrare, si può affrontare tutto.
sono curioso, in questo momento secondo me è importante staccare perché sennò si dà una continuità, quindi lo proverò quando tornerò al palazzetto. Sicuramente per me è importante vivere, ho sempre vissuto a sport con particolare trasporto e quindi il partecipare anche vicino alla squadra è sempre stata una prerogativa, una peculiarità della mia presidenza. Sono un appassionato di natura, quindi non credo che mi sottrarrei